Buongiorno a tutti gli agricoltori, sono Maria Rita Frison e qui siamo a Marostica, bellissima città medievale. C'è la nostra meravigliosa partita a scacchi, che quest'anno la vedrete chi vuole, di personaggi viventi. Qua siamo nel nostro impianto di mirtillo gigante americano biologico. Qui abbiamo 7 file di mirtilli da 80 metri e abbiamo 420 piante di Duke, che è una pianta che matura molto nel mese di giugno, e 30 piante di Rigita che vengono nel mese di luglio. Abbiamo messo la rete antigrandine e tutto nel perimetro la rete anti-insetto. L'altra pianta che abbiamo deciso di piantare è l'Aronia melanocarpa. Questa pianta è l'unica che trovate in Veneto, non ce l'ha nessuno qui in zona. Ha delle bacche che diventeranno molto nere, scure, vedete adesso sta cambiando colore, e ha queste particolari proprietà, moltissimi antiossidanti che fanno bene per la salute, e siamo riusciti a piantarle nel nostro terreno, che è calcareo e non ha bisogno di molta acqua. Infatti qui da noi abbiamo un terreno abbastanza umido, perciò riusciamo ad averle senza tanti problemi e non ha bisogno di trattamenti, che questo per me è molto importante. Tornando ai mirtilli, abbiamo fatto l'impianto con la torba, perché purtroppo il nostro terreno, dopo averlo analizzato, era un terreno calcareo, perciò abbiamo messo la torba con le piante e l'acqua di irrigazione che abbiamo nel nostro pozzo. Anche l'acqua purtroppo era molto alta di calcare, perciò la acidifichiamo con l'acido citrico. La nostra storia comincia negli anni 50, quando mio suocero ha cominciato con l'attività di vacche da latte, le rendene, che è una vacca rustica in via di estinzione, molto vocata per la malga. Infatti in estate le nostre vacche vanno sempre in malga. Purtroppo 3 anni fa abbiamo dovuto venderle proprio perché non c'era più reddito, e questo è un disastro per le nostre colline, perché senza le vacche da latte, le stalle, succede proprio quello che sta succedendo, che le colline vengono abbandonate, non si taglia più il fieno, e questo causerà molti danni anche idrogeologici per i comuni, e anche perché i ragazzi potrebbero avere un ulteriore lavoro con le vacche da latte, invece con questa scusa che non c'è reddito non riusciranno più a lavorare, avere la possibilità di entrare in agricoltura. L'ultima nostra risorsa sono i maronari, le nostre piante fantastiche ultracentenarie che ci hanno permesso di vincere 3 volte il Maron d'Oro a Mortisa. Fanno dei marroni buonissimi, però sono piante molto delicate e dobbiamo stare molto attenti alla potatura, che la facciamo con le corde, perché se no la pianta col tempo muore. Una cosa che vorrei ricordare ai giovani è che in agricoltura ci vuole tanta passione, tanta responsabilità, c'è tanta fatica, ma poi le soddisfazioni arrivano.